Tutto è iniziato con Pablo, una pianta di fagiolo che due ragazze della nostra classe hanno portato in aula con lo scopo di far crescere. Il nome del progetto è Si forma la terra, nasce la vita e consiste nel trapianto di piante da distribuire nelle varie classi con lo scopo di purificare l'aria nelle aule ed abbellirle. Ci siamo divisi in vari gruppi, chi portava vasi, chi terre e chi semi. Infatti una caratteristica del progetto era il riciclaggio, poiché nessuno di noi ha comprato nulla, abbiamo semplicemente cercato del materiale da casa. Una volta raccolto il materiale ci siamo recati nel laboratorio di scienze, dove abbiamo piantato o trapiantato ciò che avevamo a disposizione e poi abbiamo aspettato che le piante crescessero. Una volta cresciute abbiamo distribuito le piante alle varie classi e anche all'interno dell'intero istituto. Questo progetto ci ha aiutati ad essere più responsabili e ha favorito la collaborazione rendendo la classe più unita. Abbiamo capito il valore del riciclaggio, poiché è possibile dare una nuova vita sia ad una pianta sia ad un vaso abbandonato a casa. È stato creato un sondaggio online in cui chiunque volesse partecipare alle iniziative ed adottare una pianta avrebbe potuto esprimere le proprie preferenze. Parte della classe si è occupata della gestione e del controllo delle adozioni, tenendo costantemente aggiornata una tabella Excel che forniva le indicazioni riguardo il numero di piante disponibili, le persone o le classi interessate alle adozioni ed i giorni in cui queste sarebbero avvenute. 2030. Abbiamo scelto come goal dall'Agenda 2030 gli obiettivi 13 e 15, che sono rispettivamente lotta contro il cambiamento climatico e la vita sulla Terra. Il primo è un tema oggi molto discusso che è diventato oggetto di dibattiti e di marce in tutto il mondo. Il surriscaldamento globale ha forti conseguenze sulla Terra e sulla nostra vita, infatti porta al mutamento delle condizioni meteorologiche, all'innalzamento del livello del mare, allo scioglimento dei ghiacciai e ad altri fenomeni meteorologici ancora più estremi, come gli incendi che sono scoppiati quest'inverno in Australia. Il cambiamento climatico ha molteplici cause, la principale delle quali è rappresentata dalle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività umane. Si stima che entro questo secolo, proseguendo in questo modo, la temperatura si alzerà di almeno 3 gradi.